Buonasera cari telespettatori, ben ritrovati con noi ad affrontare questa parte prima di trasmissione, poi la seconda tratterà di altri argomenti, che è molto coinvolgente, interessante e diversa dal consueto. E adesso capirete perché. Vi presento la nostra interlocutrice odierna, vedete già delle immagini emblematiche, è qui con noi e sottolineo il titolo, l'ingegner Carla Magnoni, ben arrivata. E dopo capirete perché dico l'ingegner Carla Magnoni, che è cantautrice, musicista, arrangiatrice, produttrice e che altro si può dire? Mamma, donna, insomma tantissime qualità, che ci presenterà dei brani eccezionali, molto particolari, pieni, io dico anche di spiritualità, oltre che di cuore, di amore, di tanti sentimenti che ci portano a immergersi in noi stessi, a riscoprire una parte di noi stessi. Secondo me questo può essere una cosa emblematica, o perlomeno una sfaccettatura che ognuno di noi ha e che a volte non vuole, non desidera tirare fuori, o che fa male tirare fuori. Che fa male, o che semplicemente anche uno per mancanza di tempo, per pigrizia non lo fa. Sì, quindi se uno si ferma un attimo e magari trova il tempo e il modo, secondo me è sempre una strada giusta. Quello che resta, che cos'è? Quello che resta è un po' tutto, cioè tutto quello che viviamo. Innanzitutto è il nuovo album, sì, giusto per capirci. È il titolo del nuovo album, però è, diciamo, è ispirato a tutto quello che ci rimane dentro col passare degli anni, con l'esperienza, con le cose che ci succedono. Quando le cose accadono a volte ci lasciano dei ricordi anche piuttosto vividi, no? E a volte ci sembra che non ci lasciano niente, in realtà non è così. Ci lasciano sempre un mattoncino che costruisce sedimenta qualcosa, tutto dentro. Esatto, che costruisce noi, quello che poi diventiamo nel tempo, no? E quello è quello che resta. Allora, prima di andare ad analizzare poi anche i diversi brani, che sono tutti uno più bello dell'altro, come anche il precedente album, poi tra l'altro quello di esordio che si intitolava 100 passi avanti. 100 passi avanti, infatti, e cercare di non farne indietro, no. Questa è un'altra cosa importante. Vediamo di capire chi è Carla Magnoni e perché io ho voluto tirare fuori il titolo di ingegnere, perché effettivamente l'aver fatto degli studi molto razionali, scientifici di un certo tipo, che richiedono anche un impegno mentale elevato, lasciano una traccia nel percorso anche musicale e di costruzione dei brani stessi, perché poi ci mette tanto. Allora, sì, purtroppo in alcuni casi, perché lo studio dell'ingegneria purtroppo ti porta a essere anche piuttosto logica, piuttosto rigida, a seguire certe procedure, diciamo così, che nella musica ovviamente è bene non seguire, soprattutto in una prima fase. Poi magari c'è la seconda fase, la fase dell'arrangiamento, la fase del mixaggio, ma che lì effettivamente delle procedure sono utili e servono. Quindi diciamo che in me ha sempre convissuto questa parte estremamente logico-matematica, pragmatica, con una parte invece estremamente libera, più artistica, e per tanto tempo ho fatto anche fatica a farle convivere. Ho avuto proprio dei periodi in cui prevaleva una e dei periodi in cui prevaleva l'altra. Ma c'è stata una figura, una presenza che l'ha sempre aiutata a ritrovare il medius es virtus, no? La via di mezzo, a calibrare un po' anche le emozioni o a tirare fuori le emozioni dove queste erano necessarie, un partner di lavoro. Sì, da sempre no, diciamo da molto tempo. Da qualche anno, sì. Da qualche anno il mio produttore artistico che mi aiuta molto in questa scelta, anche in questa direzione, quando prendo una direzione che è anche troppo pungente a volte, perché io tendo ad essere anche molto tagliente, forse anche troppo, e mi dà sempre, diciamo, una regolata. Mi regola sia nella parte di testa che nella parte musicale, dove a volte tendo ad essere un po' complicata, siccome ho studiato, vengo anche dal jazz, quindi magari tendo a fare delle cose anche a volte che suonano magari un po' innaturali, no? Magari originali, ma al primo acchito magari anche un po' strani. E lui riesce in qualche modo a regolare. Calmierare. Esatto, a farmi fare una via di mezzo, diciamo. Perché ricordiamo, non è solo cantante, lei ha un percorso. No, io
io nasco proprio invece pianista, cioè ho studiato tanto pianoforte e musica classica quando ero bambina, da piccola, e ho continuato fino ai 14 anni, quando poi ho scelto invece di fare jazz, quindi tutt'altra cosa, proprio per svincolarmi dalla rigidità che dà un po' la musica classica, no? A cui insomma, non mi sentivo adeguata, diciamo affine. E quindi nasco così, più come musicista che come autore. Poi ho cominciato a scrivere da subito, da quando ero molto giovane, intorno ai appunto 14 anni, 13, già scrivevo le mie prime canzoni, sì. E da lì il percorso è stato, possiamo dire, in crescita? Diciamo è stato in crescita, e poi ci sono stati dei momenti di pausa totale, scelti da me, dalla mia vita privata, da cose che sono anche inspiegabili a volte, no? A volte le persone hanno bisogno anche di distaccarsi un po' da certe cose che sono anche molto importanti, molto coinvolgenti, come per me è sempre stata la musica. Per cui ho avuto un lungo periodo di fermo in cui proprio non suonavo, non avevo neanche il pianoforte in casa, e poi ho ripreso nel 2018 scrivendo appunto questi 2 dischi, e forse anche un terzo, vedremo. Vedremo che cosa ci serva dietro le quinte, in qualche modo. Sì. E della vita personale si può sapere qualche cosa? Ma è una vita molto normale, quindi sì, sono sposata, ho un figlio 21enne che anche lui sta facendo l'università, ma si diletta, quindi scrive musica, scrive... Quindi ha seguito le orme materne? Sì, chiaramente nel suo linguaggio, che non è chiaramente il linguaggio della madre, perché hai visto adesso la musica ha un altro proprio modo di esprimersi, e giustamente ogni periodo ha il suo modo, e lui scrive come un 21enne ovviamente. Però secondo me ha talento, insomma è bravo, mi piace quello che fa, canta, scrive. E rispetto al suo modo di scrivere, di interpretare, di dar voce anche al suo cuore nelle sue, io dico opere perché poi sono quasi anche delle poesie, si potrebbe dire delle canzoni che sono delle poesie, la giovane generazione, perché poi è suo figlio a questo punto, c'ha rabbia dentro, esprime più rabbia, esprime più insoddisfazione, soddisfazione, gioia, che riesce a cogliere qualche cosa? Ma allora, secondo me hanno la rabbia probabilmente dell'adolescenza ancora, un po', cioè il fatto di sentirsi sempre un pochino differenti, no, dal mondo, di non riconoscersi nel mondo, questo ce l'hanno. Trovo che però in genere tendono ad andare un pochino meno in profondità di quanto magari capitava a noi. Ecco, ed è questo un po' l'aspetto. Non so se è per paura, anche una forma di protezione, probabilmente anche sì. Sono anche figli del Covid, perché mio figlio ha passato 2 anni in casa in un periodo molto delicato per la crescita, quindi anche questo bisogna tenerne conto. Ecco, andare a fondo. Lei nei casi è andata a fondo, la sua vita, ha fatto un'analisi anche molto attenta, e in alcuni brani si percepisce però una forma di malinconia e a volte anche una rabbia nei confronti, perché le cose vanno in un certo modo, nei confronti delle donne. C'è una canzone dedicata a una vittima di violenza, nei confronti dei rapporti di coppia che non sempre vanno come dovrebbero andare. Insomma, c'è... Quando mai vanno come dovrebbero andare? Ma che cos'è questa malinconia, questo allora, questa dolore? Malinconia mi accompagna da quando credo sono nata, perché io ricordo proprio, facevo la prima comunione, c'era un sacerdote all'epoca, che purtroppo non c'è più, che mi diceva sempre: tu devi stare attenta perché hai questa vena profondamente malinconica, ma si è trattato soltanto di saperla accettare e sapersi accompagnare con lei, perché fa parte proprio tanto di me. Io nella malinconia ci sguazzo proprio e non mi fa paura, è proprio una compagnia dolce alla fine per me, e mi permette di andare a fondo dove magari non avrei... Senza paura. Senza paura. Nel tempo ho dovuto imparare, perché non è così semplice, la paura ce l'hai, soprattutto quando sei giovane, no?
Però adesso no, adesso ho un'accettazione di questa cosa, per cui lo dico apertamente, sì, sono una persona estremamente malinconica in alcuni casi, poi sono anche una persona invece a cui piace molto ridere, vivere, stare in compagnia, sono molto giocosa, però quando si tratta di pensare, di analizzare le cose della vita, tendo a accompagnarmi dalla malinconia. Nel brano La numero 1, che è il primo brano dell'album che è uscito da pochissimo, quello che resta. È il primo singolo che è uscito. E allora reputo sia un brano molto particolare, secondo me quasi slegato dagli altri, anche per il tema trattato. Vogliamo un po' introdurlo, dopo lo facciamo sentire ai nostri telespettatori. Allora, ti sembra slegato, scusa, perché è un brano senza malinconia. Per quello dicevo. No, tratto la dipendenza estrema che c'è oggi nei confronti del denaro, delle cose estremamente materiali. La numero 1 è il riferimento alla moneta di Zio Paperone, quindi a questo rapporto che Zio Paperone aveva. Ora magari i giovani non lo conosceranno così bene come lo conosco io, perché io ero un amante invece di Topolino, e questo rapporto quasi simbiotico, ossessionante, no? Con la numero 1, con il denaro. Ed è una denuncia nei confronti di questo tipo di atteggiamento, di non dimenticarsi di che cosa in realtà la vita è fatta, di che cosa in realtà l'essere umano si nutre. Ed è nel mio stile, quando faccio queste cose che non hanno malinconia, hanno generalmente delle parti un po' taglienti, un po' ironiche. In questo caso appunto dico che è inutile che uno sta tanto a mettere da parte, perché poi alla fine del viaggio avrà indosso un vestito cucito, bellissimo, però senza tasche. E allora attenzione, perché anche qui si parla di sentimenti, si parla anche di amore, in ogni caso viene citata la parola amore, e non isolarsi, evitare la solitudine che può portare il denaro. Allora, segmentiamolo insieme, adesso lo facciamo appunto, vi rendiamo partecipi anche di questo con anche bellissimo video. Sono rinchiusa qua dentro, ormai ho perso il conto, ma è un'eternità. Chiami la tua numero 1, prometto un cuore d'oro, non la felicità. Tu che mi stringi più forte, ma la pelle di un portafogli, mai scaldato nessuno. Ma c'è bisogno d'amore per ingannare la sorte. Noi non possiamo colmare la solitudine, il senso di vuoto che hai, ma vivi e lasciami andare. Io vorrei tanto viaggiare, passare di mano in mano, diventare un caffè. Spendimi in un supermercato, invita a cena un amico, anche se amico non è. Mi chiami la tua numero 1, ma io non sono nessuno davvero, sono solo denaro. Ma c'è bisogno d'amore per ingannare la sorte. Noi non possiamo colmare la solitudine, il senso di vuoto che hai, ma vivi e lasciati andare. Hai voglia a risparmiare, tanto nell'ultimo viaggio hai indosso un vestito il più bello che hai, senza tasche. Vivi sempre in privazione, come in una prigione, non tieni a nessuno per davvero. Usami come normale per un desiderio oppure un bisogno essenziale. Ma c'è bisogno d'amore per ingannare la sorte. Noi non possiamo colmare la solitudine, il senso di vuoto che hai, ma vivi e lasciati andare. Hai voglia a risparmiare,
Eccoci qui, Carla Magnoni. Vediamo dei giovani che interpretano le ragazze e le monete, sì, e il ragazzo, l'avaro, che peraltro è suo è mio figlio, interpreta invece l'avaro. Sì. La scelta dei giovani perché? Questa è una bella domanda, mi è venuto abbastanza spontaneo, forse perché la canzone mi ricorda, cioè questa ambivalenza fra il denaro e anche, diciamo, l'ossessione, la passione, no? Mi veniva più associata ad un mondo di giovani, forse, non so, forse la passionalità, anche il fatto di magari di cedere di più a certe tentazioni, alle lusinghe. L'ho subito immaginati giovani quando mi è stato chiesto dal regista che ha girato questo video, no? In prima analisi mi chiama e mi dice: tu che cosa immagini? E io gli ho detto una donna, delle donne giovani, mi ricordo proprio, quindi sì. No, questo deve fare un po' riflettere, perché adesso i giovani sono attratti anche dal denaro facile, no? Esatto, molto. Perché molto. quando pensa all'avaro uno pensa all'anziano, il vecchio che non invece no. Però attenzione. Invece no, c'è proprio tanto questa tendenza, attratti dal guadagno facile, con poco impegno, tutto subito. È tutto basato sull'estetica, Sì. Ecco, anche qui c'è il discorso delle queste ragazze appariscenti che si muovono, e c'è il fattore estetico. Riflettete su questo, perché poi ne parliamo ancora, vedremo anche degli altri brani, li analizzeremo con la nostra cantautrice, e quindi tra poco, dopo la pubblicità.